I ricci di pistacchio sono un dolce tipico di Raffadali. È un dolce nato tanti anni fa, diciamo fine 1800, i primi del 1900, quando il duca Cesarò aveva i terreni qua nel comune di Joppolo Giancaxio e il mio bisnonno allora curava questi terreni e producevano principalmente mandorle e pistacchio. Addirittura a fine del 1300 le monache di clausura, le benedettine di Agrigento, utilizzavano il pistacchio per fare dei dolcetti nella loro comunità. Si può parlare anche del couscous di pistacchio, dato che nel convento dei benedettini lavorava uno che veniva dal Marocco e per cui ha utilizzato il pistacchio anche per fare un couscous dolce. Parlando del riccio di pistacchio, gli ingredienti sono molto semplici. Sono pistacchio, zucchero, albume d'uovo e miele, il miele millefiori. La forma prende quella del riccio perché il beccuccio con cui si fa dal sacco a posce ha questa forma di riccio e viene chiamato proprio riccio di pistacchio. È la nostra specialità, in quanto ora addirittura il pistacchio di Raffadali è riconosciuto dalla Comunità Europea, ha avuto il riconoscimento DOP. È un procedimento semplice: si prende il pistacchio, lo zucchero e lo si trita finemente, non molto finemente, bisogna lasciare sempre qualche granello e poi si impasta con acqua e viene aggiunto del miele e dell'albume d'uovo. Questo viene tutto impastato per raggiungere una consistenza tale da poter essere spremuto in una teglia. Il prodotto finito è un prodotto molto apprezzato, ha un gusto gradevolissimo e quasi uno ne vorrebbe mangiare, non verrebbe mai di mangiarne uno dopo l'altro. Ad ogni modo è molto apprezzato, lo esportiamo dappertutto ed è nelle feste un regalo di punta.